Salve a tutti, parliamo ora di vettori in un sistema di coordinate. Quindi se io ho un vettore posso metterlo dentro un sistema di coordinate XY e questo vettore avrà due componenti, Vx e Vy. Allora, adesso io Vx e Vy li ho indicati come vettori. Effettivamente la somma vettoriale di questo e questo vettore mi dà proprio questo secondo la regola del parallelogramma. Comunque posso anche pensarli semplicemente come dei scalari che corrispondono alle coordinate, cioè Vx posso pensarlo come scalare corrisponde alla coordinata x di questo punto e Vy come la coordinata y di questo punto. Comunque il mio vettore posso scriverlo in questo modo con le coordinate Vx, Vy, che comunque sono le coordinate di questo punto, prendendo che il vettore incomincia nell'origine. Quindi ci sono dei vettori più importanti che vengono presi per convenzione, sono i vettori della base dello spazio bidimensionale oppure poi dello spazio tridimensionale. Sono questi vettori I, J. Allora, il vettore I ha la stessa direzione verso dell'asse X, J ha la stessa direzione verso l'asse Y ed entrambi hanno modulo oppure lunghezza, se volete dire lunghezza 1. Questa è la lunghezza 1 e questa è la lunghezza 1 e quindi è ovvio che questo punto dove arriva è il punto 1 0 e questo punto dove termina il vettore è il punto 0 1 e usando questi posso usare questi per scrivere un vettore qualsiasi in un altro modo. Però prima notiamo ancora questo, posso avere anche uno spazio tridimensionale, avere gli assi x, y e z. Beh, tutta la cosa sarà simile, il vettore i avrà direzione verso dell'asse x, j dell'asse y e k dell'asse z e di nuovo saranno vettori di lunghezza 1 e quindi è ovvio quali sono le loro coordinate. Allora, adesso ritorniamo comunque a uno spazio bidimensionale, abbiamo il nostro vettore v, le sue componenti, abbiamo anche questi i e j. Allora, questo vx si può pensare come prodotto di questo vettore i per uno scalare, che è lo scalare proprio vx. E questo vy si può pensare come prodotto di un vettore per uno scalare, quindi lo scalare è vy e il vettore è j. E poi questo v è la somma di questo e quel vettore, di questi due vettori, come ho detto già qui. E quindi in realtà è abbastanza intuitivo dire che è vx, qua pensato come scalare per il vettore i, più lo scalare vy per il vettore j, che si può scrivere in questo modo il mio vettore. Comunque, giusto per fare diciamo una sorta di verifica, vediamo di scrivere questo per esteso. Allora, invece di I scrivo 1, 0 ed invece di J 0, 1, no? Come ho detto qua. Adesso moltiplicare questo scalare con questo vettore significa moltiplicare Vx per entrambe le coordinate, ma quando moltiplico con 0 ho ancora 0. Quindi Vx per 1 fa Vx, Vx 0 e qui faccio la stessa cosa, 0 Vy e quando sommo questi due vettori sommo separatamente le due componenti x e le due componenti y e trovo Vx, Vy, proprio quello lì. Va bene, ancora una cosa da dire, come si calcola il modulo di un vettore, la sua lunghezza, date le componenti. Qua posso indicare così il modulo del vettore, oppure una notazione più semplice è prendere il vettore e togliergli la freccia. Va bene, e qui vediamo, è questa lunghezza e si trova, vista questa l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, si trova col teorema di Pitagora, radice quadrata di x al quadrato più y al quadrato. Se abbiamo uno spazio tridimensionale si fa in modo analogo, si calcola il modulo. Se abbiamo un vettore coordinate vx, vy, vz, allora il modulo del vettore è radice quadrata di x al quadrato più y al quadrato più vz al quadrato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.